anno Soundtrack City ti fa un'intervista perché porti fortuna a Soundtrack City, perché Soundtrack City ti ama. Comunque tu ovviamente hai anche un rapporto col mondo delle colonne sonore, nasce da Gaslini, hai lavorato nel mondo delle colonne sonore, e poi diciamo che le tue opere hanno molto di narrativo e anche forse un po' di cinematico. Questo lavoro, che è un po' antico e un po' contemporaneo, un po' attuale, raccontacelo. Io spero che sia attuale, certo, ancora oggi, no? Nel senso che è un lavoro del 2001, ma io adesso in questi ultimi mesi l'ho rivisto perché l'organico è allargato, abbiamo in più un sassofono in più, un violino in più e un violoncello sempre durante la partitura, quindi abbiamo un trio d'archi fisso. Il lavoro è nato nel 2001 per il centenario verdiano ed è un lavoro dedicato alla figura di Lady Macbeth, un po' il suo percorso proprio storico, esistenziale verso la follia, no? Verso la scena del sonambulismo, che poi è, diciamo, questo suo perdersi, questo suo percorso interiore, direi, no? Viene un po' in qualche modo anche descritto seguito, no? durante lo sviluppo della musica. E adesso appunto l'abbiamo ripreso perché il Teatro Regio quest'anno col Festival Verdi ha messo in scena Macbeth, e quindi quando mi hanno chiamato volevano quest'anno una collaborazione col nostro festival, ho pensato che questo poteva essere la cosa giusta da fare, e loro infatti hanno subito accettato questa proposta, no? Che io ho fatto dietro la loro richiesta, e quindi abbiamo questa collaborazione, che è una collaborazione importante perché il Teatro Regio chiaramente è l'istituzione musicale più prestigiosa della città, e quindi sono molto contento di iniziare un percorso di collaborazione, no? con il Teatro Regio, e tra Parma Frontiera appunto il Teatro Regio. Poi Parma Frontiere è frontiere, no? Mondi che si incontrano, certo. Non è solo jazz, Parma Jazz Frontiere Festival. Qualcosa sul programma, perché tu riproporrai, oltre a questo tuo progetto con l'orchestra, nuovamente il progetto con la Chironomic Orchestra, sì. E poi ci sono degli ospiti, certo, anche internazionali e nazionali, certo, di grande respiro. Certo. Abbiamo Evan Parker con Walter Prati in duo, e avremo poi un omaggio a Gaslini fatto da Daniele Nasi, che è il vincitore del premio Gaslini dello scorso anno, e abbiamo Stefano Battaglia con Mirko Mariottini in duo, un altro concerto importante. Abbiamo una collaborazione con la Fondazione Lenz, con una ripresa di Crine, questo lavoro che ho fatto l'anno scorso con Carlotta Spaggiari, che è un'attrice, con la regia di Federica Maestri, e quindi abbiamo come al solito abbiamo 2 appuntamenti per i giovanissimi, no? Cartoons, che ormai è un appuntamento storico, che è al Ridotto del Regio, e poi al Teatro Europa faremo questo lavoro
nuovo di Toro Totela, che è Patricio Valderrama, che è un attore cileno che abita qui a Parma e che lavora appunto diciamo, non soltanto per bambini, ma comunque in questo caso è una specie di storia del jazz con dei musicisti chiaramente che suonano, dedicata appunto al pubblico dei piccoli ma anche delle famiglie. Questo. Poi c'è stato Bobo Stenson. Sì, c'è stato Bobo Stenson, c'è stata una grossa produzione dell'European Jazz Workshop. L'European Jazz Workshop è un progetto finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito di una strategic partnership nel sistema Erasmus ed è iniziato qui a Parma, un quadriennio che vede coinvolta la scuola di Oslo, la scuola musicale di Oslo, la Hochschule di Norimberga e l'Università per le Arti Performative di Vienna insieme al Conservatorio di Parma. E questo progetto si propone di creare delle orchestre di giovani, una ventina di giovani che suonano insieme, scrivono la musica, seguiti appunto dai vari docenti delle varie scuole, e quindi adesso siamo partiti qua, poi a gennaio inizierà un programma a Oslo, quindi andremo a Oslo con alcuni studenti in gennaio e in agosto dell'anno prossimo suoneremo al Festival di Oslo, il Festival Jazz di Oslo, e l'anno dopo saremo a Vienna e così via, diciamo, e poi a Norimberga per i prossimi anni. È un progetto molto importante, molto ambizioso, appunto, che coinvolge tante scuole importanti ed è un progetto di grande respiro che abbiamo fatto al concerto, anche quello qui a fare un concerto di questo tipo. Bene, diciamo che ci vediamo l'anno prossimo con nuovi progetti? Assolutamente, io sono qua, sarò qua anche l'anno prossimo. Grazie.